Carichi di lavoro eccessivi, stress e rinnovo del contratto. Sono tanti i problemi che i professionisti della sanità denunciano da tempo, anche nel territorio di Padova. Per raccoglierli e chiedere azioni concrete, la funzione pubblica CGIL ha dato avvio alla campagna di ascolto nazionale Curiamoci di noi, un tour in tutta Italia per focalizzare i principali problemi dei professionisti della sanità, che ha fatto tappa anche a Padova, per i dipendenti US 6 e azienda ospedaliera Università di Padova. Una particolare attenzione è stata data ai tecnici della prevenzione. I tecnici della prevenzione sono quei tecnici che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È una professione estremamente delicata, importante, di grande rilevanza, anche di natura giuridica, e non viene riconosciuta come tale. Il problema è che sono sempre meno, perché non è più una professione attrattiva nel mondo del pubblico impiego, ma comincia a essere richiesta nel mondo del privato, e anche l'aspetto economico ha la sua rilevanza. Perché? Perché vengono pagati di più, semplicemente questo. La carenza di personale, l'alto tasso di stress, i turni faticosi, tutte questioni sollevate dai lavoratori e che aspettano soluzioni puntuali. C'è anche un tema salariale che comporta il rinnovo del contratto. I medici chiedono più fondi perché l'US 6 assieme azienda ospedaliera è tra le più penalizzate per quanto riguarda gli stipendi. Quindi chiediamo delle forme di lavoro migliori, perché che non ci sia un uso smodato il fatto di richiedere sempre prestazioni aggiuntive, e quindi questo determina un malessere da parte dei sanitari e una fuga verso il privato, insomma. Con la campagna Curiamoci di noi, la CGIL vuole sollecitare risposte concrete da parte delle istituzioni competenti, Regione Veneto in primis, interventi necessari per un comparto indispensabile ma messo a dura prova. Posso dirvi che sia la parte economica, sia la parte a volte dovuta alle condizioni del lavoro, al fatto che comunque la carenza di personale porti a molti sacrifici anche da parte di tutti i colleghi miei e anche delle altre professioni, fa sì che questo porti a un disincentivo ai lavoratori a continuare nel settore pubblico. Fanno delle scelte del tipo che comunque sentono il bisogno di cambiare proprio ambito e fare una vita diversa.